È una grande vittoria questa, tu fai parte della squadra assessoriale, così come abbiamo parlato poco fa con Michele, comunque è una grande responsabilità prendere in mano una città che ha queste criticità. Come ti approccerai a questo momento in cui dovrai comunque lavorare su un terreno non facile? Allora, innanzitutto siamo molto contenti, siamo felici. Quello che posso dire è che sono consapevole che non sarà semplice. Quello che però mi sento di assicurare è che ci metteremo veramente tanta serietà, tanto impegno, così come abbiamo fatto nel nostro lavoro. Noi comunque abbiamo un lavoro e siamo abbastanza impegnati in città, conosciamo profondamente il territorio, possiamo garantire impegno e chiediamo fiducia. Un commento a caldo su questa che una folla ha definito Agrigento liberata. Lei è assessore, quindi chiaramente una responsabilità in più. Sì, c'è stato da parte di tutti un'enorme partecipazione. L'unica cosa che io dico, mi sento di dire in questo momento è avete partecipato, ci avete aiutato, adesso chiedo a tutti gli agrigentini, sia chi ci ha votato al primo turno, chi ci ha votato al secondo turno, ma anche chi non è stato nostro elettore, di aiutarci a mettere le mani in questa città per sollevarla. Non ci sono differenze di colore politico o ideologico, noi chiediamo e pretendiamo l'aiuto da parte di tutti e spero che tutti gli agrigentini ci vogliano dare una mano. Giuseppe Riccobene, uno degli assessori della giunta del neoeletto sindaco, una elezione che riscontra una grande gioia, una grande partecipazione, ma immediatamente da domani bisogna lavorare. Come sarà il suo contributo e qual è la responsabilità che sente in questo senso? La responsabilità è grande, ma è grande tanto quanto la gioia e l'emozione di questo momento. Agrigento ha dato una grande prova di maturità e adesso la dobbiamo dare noi, di maturità, di competenza, di passione, di unità, assieme a una città che ha voluto dare una risposta molto precisa. E adesso tocca a noi. Sapremo come comportarci. Roberta Lala, assessore designato della giunta di Michele Sodano, Agrigento ha cambiato pagina. Assolutamente sì, il dato è inconfutabile, un'emozione immensa, ci sarà un grande cambiamento e quindi adesso ci attende un duro lavoro, noi siamo pronti e cerchiamo di riscattare questa nostra bellissima città.